Buongiorno a tutti, siamo qui presso la provincia di Padova con un evento organizzato dall'Agenda Digitale Regione del Veneto assieme al Dipartimento, alla provincia di Padova. È il primo di una serie di 7 incontri provinciali. L'idea di questi incontri sono, come abbiamo già detto in molte altre incontri, è quello di fare il punto della situazione dell'avanzamento dei lavori di PNRR in tutti i comuni, interverranno con noi una serie di esperti e di collaboratori di Regione Veneto, del Dipartimento e della provincia di Padova. Do la parola per i saluti iniziali alla consigliera dei sistemi informativi della provincia, Monica Cesaro. Sì. Prego. Mi sentite? Sì, ok. Buongiorno a tutti e grazie a tutti di essere presenti sia in presenza che a distanza. Ringrazio la Regione Veneto e l'ANCI per aver scelto questa location per fare questo bellissimo coordinamento e per cercare di aiutare i comuni a risolvere i problemi che si hanno seguendo il PNRR. Come sapete, la provincia, attraverso il CST, dal 2008 opera formulando convenzioni con il comune dei territori, cercando di aiutare i piccoli comuni a raggiungere un livello tecnologico adeguato, riducendo i costi dell'evoluzione tecnologica dei servizi informatici. Sono 90 i comuni che noi seguiamo, oltre magari ad altri enti che può essere il bacino Brenta o altri enti, insomma. I servizi sono offerti principalmente dai nostri dipendenti, i quali supportano appunto questi comuni e cercano di trovare delle soluzioni ai loro problemi, soprattutto in questo periodo quando sono arrivati tantissimi soldi dal PNRR e ovviamente molti comuni non hanno un supporto tecnico adeguato per affrontare appunto queste sfide. Uno dei principali servizi offerti dal CST è la posta elettronica, che da gennaio del 2023 è migrato in cloud per garantire la continuità operativa a tutti gli enti interessati dalla migrazione. Essendo la provincia formata soprattutto da piccoli comuni, c'è stato il bisogno da parte mia e da parte appunto dei tecnici del CED di sviluppare un rapporto stretto soprattutto con i piccoli comuni. E questo lo sottolineo perché purtroppo manca quella professionalità a volte che serve appunto per affrontare queste sfide. Ora stiamo seguendo attraverso l'IPA dell'Alta Padovana un altro progetto, un bando del Mise, dove siamo arrivati quinti su una classifica di 50 50 comuni e 50 province che hanno partecipato appunto a questa progettualità e siamo riusciti ad ottenere un contributo di 10 milioni di euro che sicuramente ci porterà a sviluppare dei bellissimi progetti appunto insieme ai comuni e abbiamo accettato questa sfida. Fornire servizi innovativi, continuando a digitalizzare nel miglior modo possibile i comuni, è appunto la sfida che la provincia sta facendo. E con l'IPA della Bassa Padovana cercheremo di dare più supporto possibile a questi comuni. Comunque ora lascio la parola ai tecnici e ai relatori che sicuramente sapranno meglio di me affrontare appunto queste nuove sfide con il PNRR e ringrazio tutti per la partecipazione. Buona giornata. Grazie dell'intervento. Adesso a seguire ci saranno una serie di interventi. Il primo di Stefano De Colle, il referente per le piattaforme di identità digitale e per il prodotto MyPorta della Regione del Veneto, che interverrà da remoto. A seguire saranno interventi di Luca Denese, che è referente per il SAD della provincia di Padova, e Alberto Quarò, RTD del comune di Padova e anche rappresentante provinciale degli RTD, e poi infine un intervento da parte del Dipartimento. Abbiamo qui con noi Marco Rimoldi e poi un attimo di parola per un saluto iniziale. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì?
Sì, buongiorno anche a tutti da parte mia, parte del Dipartimento Trasformazione Digitale. Ringraziamo sia la Regione e ANCI per l'organizzazione, ringraziamo la provincia di Padova per averci ospitato sia oggi, sia speriamo in futuro anche per altre occasioni, e insieme a me poi ci saranno i colleghi che illustreranno per noi questa fase fondamentale nello sviluppo dei progetti PNRR, perché sempre più stiamo entrando in una fase dalle candidature alla realizzazione dei progetti, alle richieste di asseverazione, di erogazione finanziamenti, e come era intuibile ovviamente stiamo entrando in una fase di apprendimento iniziale, quindi tarando le cose su come funzionano le soluzioni, documentazioni amministrative corrette, documentazioni amministrative da integrare, processi di asseverazione. Quindi l'obiettivo di oggi, ma anche nei prossimi mesi, è riuscire a accompagnare insieme a tutti gli organi del territorio più possibili comuni a raggiungere i traguardi previsti sia per l'ottenimento del finanziamento, ma come abbiamo detto anche e in modo centrale per poi poter scaricare questi investimenti sui cittadini. Quindi ringrazio e avremo un po' in modo oggi insomma di continuare un percorso che non finirà oggi ma che andrà avanti. Grazie mille e buongiorno a tutti. Grazie Marco Rimoldi. Per chi ci segue da remoto volevo ricordare che se avete domande da porre ai relatori utilizzate la sezione domande e risposte, usate invece la chat per eventualmente problemi di carattere tecnico, i colleghi di ANCI vi daranno risposta. Chi è presente, eventualmente se avete delle domande le potete porre o consegnare ad Alice oppure intervenire alla fine dell'incontro quando faremo la parte delle domande e delle risposte. Intanto se è con noi anche Stefano De Colle, come dicevo, da remoto, io ti lascerei la parola a Stefano per illustrare il supporto regionale per l'attuazione dei bandi e lo stato di attuazione delle misure e dell'adeguamento dei prodotti regionali. Ne approfitto anche per ricordare che il 6 di luglio saremo a Padova per la presentazione della My Area, diciamo una parte che non abbiamo ancora illustrato di My Portal 3, che è la parte diciamo più legata ai servizi e del cittadino attivo. A te la parola, Stefano. Buongiorno a tutti, grazie Nicola. Mi sentite, vero? Sì, bene. Ecco, io mi aiuterò con delle slide per così esporre quello che è il contenuto delle cose che mi piacerebbe appunto presentare e condividere con voi. Ecco, provo quindi a attivare la presentazione. Eccomi qua e condivido. Spero riusciate a vedere. Sì, si Bene, allora un attimo solo che vediamo se riesco anch'io a prendere il controllo, perché è partito subito sulla slide, un po' appena un po' avanzato. Un attimo solo, siamo come sempre in diretta e la diretta fa anche questi scherzi. Eccolo qua, perfetto, tutto a posto. Allora, riparto. Bene. Qual è il mio compito oggi? Oggi il mio compito è quello appunto di condividere con voi quello che è il percorso di Regione del Veneto su un certo numero di bandi appunto del PNRR. In particolare concentrerei l'attenzione su quello che è il bando l'141, poi a seguire l'143 e l'144. Partiamo proprio con l'141. Ecco, Regione cosa sta facendo in termini generali e poi entriamo un po' più nel particolare. Allora, in termini generali stiamo operando con, direi, molta lena per agire su più fronti. Allora, un fronte è quello sostanzialmente dell'infrastruttura generale che riguarda quello che Regione mette a disposizione agli enti, ovvero in questo contesto, nel contesto della 141, parliamo in particolare di MyPortal e dei servizi, ma non solo, anche delle nuove modalità previste appunto per agganciare servizi indipendentemente dal fornitore del servizio stesso, servizi digitali naturalmente. Che cosa stiamo facendo? Stiamo operando per migrare la piattaforma MyPortal in cloud.
Da questo punto di vista i lavori sono in fase avanzata di attuazione, non riguardano solo MyPortal, ma riguardano anche altri prodotti di diverse piattaforme abilitanti regionali. Mi riferisco in particolare alla piattaforma abilitante identità digitali, ma anche alla piattaforma abilitante pagamenti. La piattaforma abilitante identità digitali con il prodotto MyID è in trasferimento proprio in questi giorni. Proprio oggi stiamo lavorando appunto nell'ambiente cloud per quanto concerne l'ambito di collaudo, e la prossima settimana è previsto il passaggio all'ambito di produzione. Per quanto concerne MyPortal, la migrazione in cloud è in questo momento fissata nel cronoprogramma dei lavori per settembre di quest'anno, naturalmente. Poi stiamo facendo che cosa? Beh, stiamo provvedendo ad aggiornare, anzi direi a presentare quello che sarà il nuovo MyPortal 3.1. Quindi un prodotto assolutamente nuovo, rinnovato, che rispetta quelle che sono le linee guida di Developers Italia, che abbiamo anche già avuto modo in qualche maniera appunto di presentare al Dipartimento, alle persone del Dipartimento in anteprima, per avere un primo feedback, una prima impressione. Che cosa facciamo oltre a questi aspetti un po' più tecnici? Andiamo a supportare gli enti locali in quello che è il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 141, sia per la parte cittadino informato che per la parte cittadino attivo, in collaborazione con le aziende ICT del territorio. Qui poi magari entro più nel dettaglio con la slide successiva. E così come stiamo facendo oggi, sempre in collaborazione con il territorio e con il Dipartimento e i soggetti insomma che sono attivi proprio in primo piano su quello che è il fronte PNRR, organizziamo dei tavoli di lavoro con comuni interessati e con le entità interessate per supportare appunto gli enti affinché con l'aiuto di Regione, con il supporto di Regione, possano riuscire a cogliere gli obiettivi del PNRR e auspicabilmente mettendo a fattor comune quelli che sono quegli elementi che possono risultare condivisibili tra più enti. Parlo sia di esperienza, ma parlo anche in questo contesto di strumenti quali appunto il CMS, il portale e perché no anche in buona parte i servizi. Ecco, proseguo con la slide, sempre restando sulla 141, e andando a dire qualche cosa in maniera un po' più puntuale sulle due aree, l'area della 141 cittadino informato e l'area cittadino attivo. Per quanto concerne cittadino informato, l'ho detto poc'anzi, mettiamo a disposizione degli enti, del territorio e dei partner tecnologici che supportano le aziende appunto nell'attuazione della 141 il prodotto MyPortal 3. Parlando di cittadino informato si parla prevalentemente, ma non solo, della componente CMS e in questo contesto, come avevo accennato un attimo fa, l'abbiamo avuto un incontro appunto con le persone del Dipartimento che ha confermato la validità di quello che stiamo facendo e allo stesso tempo appunto comunichiamo che MyPortal 3.1 non è un qualche cosa che è presente a livello di mock-up, ma anzi è un qualche cosa che appunto è già in fase in veste quasi definitiva. Ecco, da questo punto di vista, quello che siamo in grado di fare ed erogare ora è un qualche cosa di questo tipo. Possiamo mettere a disposizione degli enti del territorio assieme ai propri partner un ambiente di test di MyPortal 3.1 che permette appunto di prendere atto di quello che è stato fatto, di andare ad eseguire appunto alcune prove all'interno del nuovo CMS e in qualche modo insomma prendere le misure di quello che sarà il nuovo strumento per tutti gli enti che hanno scelto appunto di essere affiancati da Regione per quanto riguarda questo settore, questo primo ambito appunto dell'141. Per quanto concerne invece l'altro ambito, quindi cittadino attivo,
abbiamo reingegnerizzato e messo a disposizione, stiamo finendo anche qui i lavori, quelli che sono una dozzina di servizi digitali che derivano da quella che era che è stata la precedente proposizione di servizi digitali. Possiamo leggerli anche come LED, livelli essenziali di diritti digitali, messi a disposizione in passato dalla Regione del Veneto, ma anche l'importantissimo contributo in termini di servizi digitali che è stato contribuito da parte di progettualità che hanno interessato il territorio. Mi riferisco in particolare alle progettualità denominate MyCity e alla progettualità denominata Agire la cittadinanza digitale, che ha fatto capo ai soggetti aggregatori per il digitale, uno dei quali appunto aveva avuto un punto forte di congiunzione, un perno direi proprio nel vero senso del termine, nel binomio provincia-comune per quanto concerne Padova, più tutti gli altri enti che ne facevano parte, insomma. Ecco, da questo punto di vista, quindi dicevo, stiamo lavorando sui LED, su una dozzina di LED per trasformarli appunto in chiave PNRR compliant, ma quello che abbiamo già fatto è mettere a disposizione degli enti e delle aziende del territorio interessati appunto ad interagire su questi strumenti un nuovo oggetto che si chiama MyArea. Qual è l'idea di fondo? Qual è la strategia perseguita sostanzialmente dalla Regione nell'affrontare questi temi in abbinamento appunto a quelle che sono le nuove linee guida Agid e soprattutto in ottemperanza a quello che è lo zoccolo duro costituito dal CAD? Ma la linea guida che ci ha in qualche maniera orientati è questa. Quanto ci è messo a disposizione nell'ambito del PNRR costituisce in questo momento per noi un inizio di un percorso assolutamente lungo che ci vedrà coinvolti in maniera importante in quella che è la trasformazione digitale della pubblica amministrazione e che in questo momento dà un orientamento fondamentale. È un orientamento fondamentale perché se in qualche modo adesso così per una ragione o per l'altra compiamo un passo, sbagliamo tiro, ecco, c'è il rischio poi di avere così delle ripercussioni anche abbastanza rilevanti per quanto riguarda appunto l'ente stesso. Quindi la nostra linea guida, che ha in qualche modo permesso poi di dettare la strategia, ha riflettuto su questo aspetto. Per noi innanzitutto CAD uguale interoperabilità. Interoperabilità in termini applicativi, ma oggigiorno direi interoperabilità a livello di servizi. Le nuove linee guida ci dicono che dobbiamo guardare le cose da due punti di vista. C'è senz'altro il punto di vista dell'operatore dell'ente, ma in questo momento è chiarissimo quale sia il punto di vista del cittadino. Il punto di vista del cittadino è uno. Il cittadino deve interagire in termini di servizi con la pubblica amministrazione attraverso quella che è e sarà l'unica area personale al quale il cittadino dovrà in qualche maniera rivolgersi, dalla quale dovrà fruire per beneficiare e per utilizzare i servizi di chi che sia, indipendentemente da chi ha prodotto quel servizio. Questo per noi significa moltissimo perché come pubblica amministrazione appunto abbiamo riflettuto, abbiamo detto cavolo, ci vuole un'area personale unica. Quest'area personale unica, se appunto è un oggetto che nasce un po' troppo stretto, rischia poi di precludere dei movimenti alla pubblica amministrazione. E quindi così questa riflessione ci ha portati sostanzialmente a disegnare, a mettere a disposizione nell'abbinata MyArea più MyPA, poi gli elementi tecnici seguiranno appunto in altri incontri di tipo tecnico, in questa abbinata MyArea più MyPA, ecco, l'idea di fondo è quella di mettere a disposizione sostanzialmente degli enti del territorio con i loro partner tecnologici
un'area personale del cittadino che, essendo unica, è un'area personale che nasce per poter supportare sia esporre quindi al cittadino, in questo senso supportare, sia i servizi regionali, ma anche i servizi di chiunque li abbia prodotti, quindi servizi interni, servizi di grandi aziende, ma anche servizi di tante piccole aziende che, ai noi, se non hanno un punto di riferimento fermo nella pubblica amministrazione, rischiano grosso a livello di mercato. Eccoci. Ecco, quindi noi sostanzialmente come Regione mettiamo a disposizione, senz'altro, ma è Portal 3.1, mettiamo a disposizione i LED, quindi servizi digitali regionali, ma la cosa più importante, lo sottolineo forte, mettiamo a disposizione l'area personale per il cittadino, in abbinamento con la MyPA, proprio con quest'ottica aperta, con quest'ottica di integrazione di servizi di terze parti che, appunto, nella visione, mettendo il cittadino al centro, debbono in qualche maniera poter collocare e far svolgere appunto quei servizi all'interno di questo unico contenitore. Questo non significa che, spostando poi l'attenzione dal punto di vista invece dell'operatore di un ente, obblighiamo chi che sia ad utilizzare soluzioni regionali. No, l'azienda ICT, il fornitore A, B o C potranno senz'altro continuare a sviluppare, a proporre le proprie soluzioni integrati con il proprio protocollo, con le proprie esperienze, con le proprie logiche, eccetera, eccetera. Quello che chiediamo è che a livello di front-end, il front-end di quel servizio venga esposto nell'area personale messa a disposizione dalla Regione del Veneto. Si tratta comunque per qualsiasi azienda di andare a ridisegnare questo contesto di front-end, proprio perché il servizio, come erogato ieri, non rispetta, direi, mi sento di dire, praticamente in nessun caso quello che è il layout di presentazione del servizio, perlomeno il layout di presentazione del servizio richiesto oggigiorno. Ecco quindi che lo sforzo che si chiede è appunto proprio anche attendere, non solo oggi, di avere come punto di riferimento questi contenitori pubblici di regione che permetteranno un domani alla pubblica amministrazione che ha fatto questo tipo di scelta di essere anche molto libera nel caso in cui dovesse decidere di cambiare fornitore. Se dovesse succedere questo, cosa capiterà? Capiterà che, poiché i dati che interessano la sottomissione della domanda, gli stati di avanzamento della domanda e la restituzione del risultato della domanda sono comunque depositati nel repository pubblico regionale, legata a questo contesto di presentazione dei dati al cittadino nella propria area personale, quindi nella MyArea, ebbene, anche cambiando chi alimenta questo contenitore, quindi cambiando il fornitore, cambiando quella che è l'applicazione, il servizio, il cittadino continuerà a vedere il proprio trascorso storico senza bisogno di dover interagire con chi che sia. Cambierei, sì, scusate, mi son dimenticato di una cosa che ritengo importante. Vorrei darvi un'idea anche qui di quelle che sono le tempistiche nell'attuare tutto questo contesto. Vorrei aggiungere ancora un'informazione per quanto riguarda cittadino attivo, così come ho fatto per cittadino informato. Che cosa mettiamo a disposizione in questo momento per recepire cittadino attivo nei confronti degli enti e dei partner del territorio? Mettiamo a disposizione un ambiente di sviluppo. Quindi abbiamo già pronto sul repository regionale SPAC quello che è appunto il codice che permette, e anche un'immagine dell'ambiente che permette poi di eseguire quel codice, per consentire all'ente o all'azienda ICT di supporto all'ente di analizzare, capire, comprendere, provare, valutare, eccetera, 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 come fare appunto a ridisegnare il proprio front-end nel contesto regionale, che è un contesto che
tecnologicamente si basa appunto su una tecnologia a micro front-end. Tempistiche, l'ho anticipato prima, noi contiamo appunto nel corso del mese di settembre di aver attuato la migrazione in cloud di MyPortal 3, quindi nel corso della seconda metà di settembre contiamo di mettere a disposizione direttamente nell'ambiente appunto on cloud gli impianti MyPortal 3.1 e i contesti MyArea, MyPA di cui vi ho appena parlato, per permettere agli enti con i propri partner tecnologici di perseguire quello che è il proprio percorso fino appunto alla, alla messa live dei propri servizi piuttosto che del proprio impianto nei tempi auspicabilmente, e noi ne siamo certi, almeno finora la roadmap che si basa sul, diciamo così, nel confronto di quelli che sono stati gli enti che ci hanno già manifestato l'interesse a collaborare con noi, è una roadmap compatibile appunto con quella che è la loro programmazione. Ecco, da questo punto di vista ricordo a tutti gli enti che c'è un invito forte appunto ad esprimere quella che è la loro volontà ad avvalersi del supporto di Regione del Veneto, compilando l'informativa che per noi è stata curata ed è seguita da ANCI Veneto, al fine di permetterci di capire che cosa dobbiamo fare, cosa ci viene richiesto e soprattutto quali sono i numeri in ballo, perché su quello poi dovremo anche confrontarci per poter dare delle risposte efficaci ed efficienti. Per quanto riguarda invece la piattaforma 143, beh, in questo momento siamo ancora, innanzitutto Regione del Veneto è pronta a dare il supporto sia sulla parte di adozione della piattaforma PagoPA che sulla parte di adozione della piattaforma Pio in qualità di ente aggregatore, soprattutto verso io, e dall'altra parte in qualità di soggetto che da anni e anni mette a disposizione una soluzione importante per quanto riguarda appunto i pagamenti, l'intermediazione dei pagamenti. Ecco, da questo punto di vista sappiamo, credo tutti, che siamo di fronte ad un impasse, nel senso che le domande sono state presentate secondo appunto i tempi del bando. Sappiamo che dopo la presentazione delle domande sono uscite le nuove linee guida di come andare a definire e poi a popolare di contenuti in termini di messaggi i servizi su Appio. Ecco, in questo momento noi stiamo continuando a dialogare come sempre appunto come dall'inizio con il Dipartimento proprio per essere allineati su quello che potrà evolvere, ma allo stesso tempo continuiamo a dialogare in maniera importante con PagoPA perché in questo momento quello che effettivamente riteniamo sia un qualche cosa che è necessario per poter cogliere appieno appunto gli obiettivi di questo bando è che ci sia una chiara definizione della tassonomia dei servizi dei servizi di messaggistica che possono essere veicolati su Appio. I lavori sono a buon punto anche in questo contesto, nel senso che stiamo operando con PagoPA nella definizione live di questa tassonomia e mi pare, ma qui poi meglio di me lo potrà dire, eventualmente appunto lo potranno dire le persone del Dipartimento, che in questo momento ci sia una proroga di alcuni mesi appunto delle domande in atto proprio per fare chiarezza su alcuni punti operativi. Dal nostro punto di vista ci siamo in che modo? Ci siamo sia appunto con la parte legata alla intermediazione per quanto concerne il pagamento verso parte PagoPA e ci siamo per quanto riguarda il nostro ruolo di soggetto aggregatore verso PagoPA su Appio, quindi potete contare sul nostro apporto per definire il servizio e poi per veicolare appunto i messaggi su quel servizio su Appio. Da questo punto di vista lo facciamo sia per le soluzioni regionali interne che attraverso My Notification Hub, quindi una specifica funzionalità, lo possiamo fare anche per soluzioni
in uso presso l'ente, anche se erogate da terze parti. Ecco, infine la 144, estensione dell'utilizzo dell'entità SPID CIE. Beh, qui mi pare che siamo assolutamente per alcuni enti in direzione d'arrivo per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi con l'apporto regionale. Come sapete, noi mettiamo a disposizione un gateway di identità che è MyID. MyID integrava SPID ancora prima del febbraio 2020 e dal marzo 2021 integra anche CIE. Quindi diciamo ci sono tutti i presupposti per poter cogliere gli obiettivi del bando con il prodotto regionale. Per ragioni tecniche che non dipendono esclusivamente dalla regione, in questo momento l'obiettivo viene accolto sostanzialmente mediante un dialogo di MyID di tipo SAML2, quindi il protocollo in uso è SAML2, non perché non siamo in grado di recepire OIDC, ma per il semplice fatto che a livello tecnico in questo momento ci sono, dovendoci eventualmente interfacciare via OIDC non solo con CIE ma anche con SPID, dato che su SPID ancora pochissimi identity provider hanno reso disponibile un'integrazione via OIDC e continuano a dialogare esclusivamente via SAML2, abbiamo preferito dare garanzia agli enti e quindi dire noi garantiamo che da qui ai prossimi, non da qui, da ieri ai prossimi mesi potete raggiungere i vostri obiettivi proprio con la soluzione già in uso presso la Regione del Veneto che utilizza appunto il protocollo di comunicazione SAML2. Di conseguenza, secondo le indicazioni del bando, diventa un must seguire un corso di formazione di 25 ore che in ambito regionale, con la collaborazione ANCI Veneto, è stato appunto messo a disposizione dai colleghi di ANCI Veneto stessa. Questo non significa che Regione del Veneto non perseguirà l'obiettivo OIDC, assolutamente. Per quanto riguarda MyID, noi siamo strettamente legati con l'Epida, il cuore di MyID in buona parte è un cuore che pulsa appunto in sintonia, in sinergia con l'Epida, che è uno degli identity provider SPID a livello nazionale ed è l'unico identity provider pubblico. Quindi non stiamo solo valutando, stiamo agendo per integrare appunto la connettività verso CIE con OIDC, ma questa avverrà senz'altro non prima dell'autunno di quest'anno. Quindi noi invitiamo tutti gli enti a perseguire i propri obiettivi, appunto, stando coi piedi per terra e fornendo certezze, così come vi ho detto. Quindi MyID e CIE così come sono ora, corso di formazione e quindi chiusura di tutta la parte tecnico-documentale che già vi è stata in qualche maniera comunicata attraverso i colleghi di ANCI Veneto. Ecco, io mi fermerei qui, ringrazio per questa opportunità e se poi ci sarà qualche domanda interverrò più tardi. Grazie. Grazie Stefano. Intanto volevo ricordare ai comuni che il corso previsto per la parte quella sostitutiva, diciamo, alla parte tecnico DVC è in corso. Gli enti che hanno aderito, quindi hanno già aderito, è una prima edizione. Il numero adesso preciso sembrava fosse una cinquantina di enti e quindi diciamo in proporzione a tutti gli enti della Regione del Veneto, forse alcuni hanno già fatto incarico d'altro, però per chi avesse ancora necessità è opportuno segnalarlo ad ANCI perché in questo modo vedremo se è necessario organizzare una seconda sessione formativa, in modo che per coloro che non hanno ancora aderito o raggiunto l'obiettivo lo possono fare anche in un secondo momento. Per cui vi chiedo di dare indicazioni. Scusate, sì. Di solito
alta, si vede che non si sente. Adesso farei intervenire prima Alberto Corò del Comune di Padova e poi seguirà Luca Dainese su delle considerazioni, direi, di carattere organizzativo, anche generale, di quali sono le interazioni che i progetti regionali, che sono iniziati da diversi anni e continuiamo a portare avanti anche assieme con le autorità urbane, con i SAD e con i comuni diciamo, principali delle varie province, è l'occasione anche di utilizzare i fondi PNRR anche per continuare a sviluppare assieme, diciamo, queste progettualità. E sarebbe un'occasione mancata, insomma, quella di non sfruttare le risorse che ci vengono messe a disposizione. Prego Alberto. Sì, allora, beh, intanto il Comune di Padova ha due ruoli, uno naturalmente interno di strategia interna proprio di come ente, dall'altro naturalmente un ruolo di riferimento, di coordinamento su progetti che a volte naturalmente come unico ente coordinatore, piuttosto che invece passatemi il termine, in tandem con la provincia, invece nell'ambito del SAD, quindi su cui naturalmente abbiamo già collaborato. Quindi sono queste due. Per quanto riguarda l'aspetto più diciamo, diretto del Comune di Padova, Padova ha effettivamente definito una strategia molto coerente di adesione, che è quello soprattutto per quanto riguarda i servizi ai cittadini, di sviluppo all'interno della piattaforma regionale, e l'ha perseguito finora. Naturalmente è una posizione, tra virgolette, che forse anche facilitata dalla dimensione della capacità organizzativa, e quindi questo aspetto qui, tutto sommato, non detto che non ci ha messo in difficoltà, non ci ha messo però avevamo la capacità di gestire questo coordinamento, diciamo questa strategia abbastanza coerente e unitaria. Quello che naturalmente vediamo, e questo ci permette di cosa? Di creare una coerenza tra tutti gli investimenti, quella che è stata nelle POR phase 2014-2020, bando a agire sempre della programmazione 2014-2020, PNR e quello che sarà il PRFESR 21-27, tanto che abbiamo presentato delle linee strategiche come autorità urbane che sono perfettamente coerenti, e anche in quell'ambito lì abbiamo cercato di fare da coordinamento non tanto solo all'interno dell'area urbana, ma tra le aree urbane, e quindi abbiamo ripercorso il modello che avevamo già adottato nella precedente programmazione, in cui tutte le aree urbane si sono coordinate e hanno addirittura realizzato 2 progetti, diciamo, insieme. Quello che abbiamo fatto in questa nuova programmazione è quella, siccome c'erano 11 aree urbane, adesso non più 5, 11 aree urbane, in realtà erano 6, solo che Venezia fa sempre da 6, comunque con le 11 aree urbane abbiamo presentato le stesse linee strategiche della serie, proprio abbiamo presentato 3 per quanto riguarda l'agenda digitale, sto parlando naturalmente, quindi abbiamo proprio scritto 3 documenti, uno per, diciamo, per il servizio ai cittadini, uno per i dati e uno sulla mobilità intelligente. 3 documenti di indici li abbiamo di fatto consegnati tutte le aree urbane, anche quelle insomma che erano più, diciamo, novizie, ecco, mettetele così. Lì naturalmente non ha lavorato il Comune di Padova, ha lavorato insieme agli altri, insomma, quindi con Verona, con Treviso e così via. E questo ci ha permesso naturalmente di presentare delle linee diciamo, strategiche che erano coerenti. Cos'è che vediamo però, voltandoci nell'altro ruolo, che è quello con il SAD, e quindi e anche quando ci rivolgiamo ai comuni più piccoli dell'area urbana, vediamo una certa difficoltà. Quindi la difficoltà è intrinseca in tutto, naturalmente. Nell'agenda digitale è ancora più evidente, perché mentre c'è il geometra che fa il mini parco all'interno del comune, c'è chi fa i marciapiedi, quello che vediamo invece
nei piccoli comuni che l'agenda digitale fanno molta fatica. Beh, qui c'è anche quello che mi ha, tra virgolette, sostituito, nel senso che sta portando avanti i lavori che ho fatto anch'io. Sono stato amministratore in un piccolo comune, qui c'è Alessandro che ha preso lo stesso mio ruolo all'interno del comune di Baone, e quello che effettivamente ho provato come amministratore, vedo come tecnico, come dirigente di un comune capoluogo, che vedo quando cerchiamo in qualche maniera di fare qualcosa con i comuni più piccoli, vediamo questa difficoltà. Quali sono attualmente le considerazioni? Non ho la ricetta. Sicuramente ci sono da adottare diverse strategie. Il ruolo della provincia è fondamentale in questo, nel senso che per di più insomma, dovrebbe essere anche rafforzato. E quindi il tandem provincia-comune capoluogo fondamentale. C'è sicuramente da sensibilizzare gli amministratori dei piccoli comuni, anche qui naturalmente variegato, perché c'è il comune da 1500 abitanti come il comune da 27-28 mila abitanti, naturalmente hanno due modalità anche diverse, quindi non è che sia tutto uguale, anche questo è un altro aspetto. E la sensibilizzazione degli amministratori in termini di definire, purtroppo trovare anche del tempo all'interno appunto della propria amministrazione a dedicare appunto del personale, non dico tempo pieno perché è impossibile, ma comunque quantomeno avere priorità sull'agenda digitale. Questo deve essere un messaggio chiaro che gli amministratori devono portare a casa, perché se non c'è questo, naturalmente il dipendente dice, beh insomma, io ne ho altre 100 da fare, nessuno mi dà priorità su questo, ovviamente io porto avanti quelle 100, non la 101esima. Quindi facile da dirsi, difficile da realizzarsi, però deve passare questo messaggio anche, perché non è che il piccolo comune aspetta lì che arrivi, e non può neanche l'amministratore sostituirsi al dipendente, perché l'amministratore, come sapete, arriva e va via. Il dipendente, comunque la macchina organizzativa deve essere autonoma, non può essere. L'amministratore supporta, incentiva, dà tutto quello che volete, ma non può sostituirsi alla struttura comunale. L'altro elemento, naturalmente, è quello dell'aggregazione, insomma, nel senso che si è tentato con le unioni fallimentari, si è tentato con le fusioni, a parte qualcuna, insomma, mi viene in mente Borgo Veneto, ma finita lì. Qui su questo tipo di attività di ambito è fondamentale molto probabilmente creare degli ambiti molto coerenti territorialmente, quindi anche un livello, passami il termine, diciamo, intermedio tra la provincia, diciamo, e il comune, che sono delle aggregazioni di area che permettono di essere naturalmente molto più snelli e incisivi, col supporto naturalmente della provincia e del comune capoluogo, come SAD, come centro servizi territoriale. Quindi vedo che è necessario assolutamente, quindi il suggerimento, quello di creare questa organizzazione. Questo potrebbe permettere naturalmente quello di fare delle linee, di avere delle linee di strategia molto coerenti, altrimenti, uso il termine ormai inflazionato, no? Di essere in balia delle aziende. Va bene, insomma le aziende fanno il loro business, ovvio che diciamo loro hanno i loro interessi giustamente, ok? E quindi se nessuno gli dice cosa fare precisamente, fanno quello che è il loro obiettivo, fare il business, fine. Okay? Quindi non è che possiamo far ricadere naturalmente nelle aziende. Ovvio che le aziende devono avere quello che è uno spirito, diciamo, sì di innovazione, sia di business, ma anche di lungimiranza in termini di sistema paese. Quindi comunque tutti dobbiamo fare la nostra parte. Quindi non è che non... Però non possiamo neanche dire che il problema è solo nelle aziende, insomma, quindi sta anche nell'organizzazione territoriale che ci dobbiamo dare decisamente più presente. Organizzazione, sensibilità all'interno dei piccoli comuni e così via. Quindi questo per creare, diciamo, coerenza. Dopo mi chiudo, lascio la parola a Luca. L'aspetto che, insomma, che ha presentato prima Stefano, secondo me è vincente, cioè quella anche di un sistema che da un lato dà una piattaforma autoconsistente, mettiamola così, nel senso che è possibile diciamo, creare servizi e quant'altro all'interno, dall'altra la possibilità di poter diciamo, agganciare, passatemi questo termine molto poco informatico, forse molto più vicino magari a un lessico non diciamo, insomma, di tutti,
agganciare altri sistemi che permettano quindi anche agilmente di aggregare da una parte, possono anche essere elementi che magari difficilmente la piattaforma magari mai porta in grado di realizzare perché hanno complessità tali che sono molto verticalizzate, e questo permette però di avere una sintesi dal punto di vista del cittadino, no? Quindi ritengo che la strategia che ha utilizzato il Regione Veneto è diciamo, coerente con la situazione del mercato e può creare proprio quella capacità aggregativa e di visione, diciamo, unitaria che deve dare, diciamo, la pubblica amministrazione nei confronti da parte del cittadino. Basta, io mi taccio. Grazie Alberto, io passerei direttamente la parola a Luca, così ci dà la versione della provincia anche per l'esperienza SAD e quant'altro. Sì, salve a tutti. Allora, sono Luca Dainese ed è parecchio che mi occupo della parte, diciamo, in provincia. Sono all'interno dei sistemi informativi e ci occupiamo spesso di quelle che sono le progettualità verso i comuni, portando avanti quelle del CST e anche con il finanziamento del bando Porfes, anche il bando Agire per la cittadinanza digitale. Abbiamo fatto la capofila per 30 comuni nel nostro territorio. Ecco, questa è la nostra, diciamo, quello che vi porterò è l'esperienza che abbiamo fatto proprio di integrazione e realizzazione, diciamo, di servizi sull'ambiente, sulle piattaforme di Regione Veneto e l'interazione, l'interoperabilità di queste con quelli che sono i back office dei comuni, in primis il protocollo informatico. Allora, noi ci siamo fortemente spesi in questi 2 anni, una parte delle nostre forze si è spese per arrivare a un risultato che fosse ritenuto soddisfacente sia lato cittadino che lato back office del comune, cioè l'operatore comunale, per avere un servizi digitali che sono quelli che nella 141 vengono definiti cittadino attivo. Per il fatto che, diciamo, venisse correttamente esposto il servizio attraverso un'interfaccia adeguata per il cittadino, diciamo, e che l'istanza presentata atterrasse effettivamente su quello che è il protocollo informatico dell'ente e l'operatore comunale fosse destinata all'ufficio diciamo, su cui poi l'operatore comunale se la trovava per dare una risposta al cittadino in maniera diretta sul fatto che la sua istanza era stata protocollata e quindi presa in carico in maniera corretta. Questo è un giro che sembra semplice, ma che ha anche uno dei vincoli del bando, come corretto che probabilmente fosse, diciamo, era privilegiare quello che è l'ambiente di Regione del Veneto e le piattaforme regionali come ambiente unico sul quale atterrare sia lato, diciamo, presentazione del servizio che lato operatore comunale che lato diciamo area del cittadino. Ecco. Quindi siccome 2 delle azioni di questo bando Agire parlavano proprio dell'integrazione e l'interoperabilità di questi servizi, noi ci siamo spesi in questa direzione e abbiamo incontrato parecchi, diciamo, ostacoli. Faccio un esempio perché bisogna andare in concreto sulle cose. Allora, intanto la competenza, noi avevamo lato regione, ok, del Veneto, avevamo come interlocutori la direzione ICT di Regione del Veneto, che però non ha, diciamo così, vuol dire, le piattaforme sottostanti, la competenza effettiva sulle piattaforme sottostanti, perché ce le hanno effettivamente le software house che gestiscono queste competenze sottostanti. Lato comune dovevamo gestire le software house che gestivano i back office, i gestionari dei comuni, in particolare i protocolli informatici degli enti, per riuscire a mettere insieme queste 2 realtà, interfaccia utente, back office del comune, per riuscire ad avere un giro completo.
Ecco, anche noi non potevamo ingaggiare direttamente gli N fornitori dei comuni. Abbiamo fatto attraverso quello che è un general contractor, un contratto generale, una convenzione Consip, che poi a sua volta, diciamo, con i subappaltatori, diciamo, sono arrivati fino a quello che è i fornitori dei vari gestionali dei comuni. La stessa cosa accade in regione attraverso quello che è una convenzione, diciamo, Consip o un accordo quadro, si arriva poi a quello che è come si può dire, chi ha effettivamente poi le chiavi in mano dei sistemi e dei software che ha le competenze necessarie per sia lato sistemi che lato software per realizzare e configurare e far evolvere il sistema in modo che si parlino correttamente. Quindi la vera difficoltà non è stata tanto realizzare il nuovo LED dal punto di vista applicativo, o noi abbiamo realizzato anche il nuovo LED, o il dispiegamento di un LED che fosse già a catalogo regionale con la configurazione del LED, diciamo, ma è stata effettivamente l'integrazione di questo, del nuovo LED realizzato, con il back office del comune e la verifica che il giro funzionasse e quindi il collaudo di questo giro completo. Perché? Noi abbiamo fatto fior di incontri, ma ci siamo spesi in prima persona perché abbiamo ancora delle capacità tecniche interne per riuscire a mettere al tavolo e verificare dove stavano i problemi. Faccio un esempio. Realizzato il connettore diretto secondo quelle che sono le specifiche di Regione del Veneto per il protocollo informatico di un ente, questo poi va opportunamente configurato lato comune, che è dove sta il gestionale, diciamo, del protocollo informatico di quel comune. La configurazione comporta il fatto che si acceda al firewall perché si espone all'esterno, diciamo, quelli che sono dei web services per essere chiamati. Perfetto. Il firewall del comune viene gestito da un'altra ditta all'interno del comune. Quindi già lato comune ci sono almeno 2 interlocutori, il gestore del software gestionale e chi gestisce il firewall del comune, per l'apertura delle porte, eccetera. Lato regione c'era il dispiegatore o chi ha realizzato il nuovo servizio, quindi sempre ingaggiato dalla provincia di Padova, ma l'esperto, tra virgolette, o del LED che era stato realizzato, del nuovo servizio digitale realizzato, faccio un esempio, la manomissione del suolo pubblico nel caso della provincia di Padova, oppure l'esperto dispiegatore di quelli che erano i servizi digitali a catalogo regionale, nel nostro caso la richiesta di patrocinio e la prenotazione sale comunali. Questo esperto che nell'arco del tempo, come si può dire, noi abbiamo anche cercato di ridurre quella che è la catena, la supply chain di tutti i fornitori che abbiamo dovuto ingaggiare, diciamo, per riuscire a maneggiarli in maniera più semplice. Ma questo, diciamo, è cambiato anche lato regione nel tempo. Cioè, noi avevamo cercato di trovare una soluzione che potesse accorciare questa catena ingaggiando gli stessi fornitori che c'erano lato regione. Ma a inizio 2022 questa catena è cambiata lato regione, cioè perché c'è stato un avvicinamento dei fornitori lato regione. Quindi c'è stato anche, diciamo, questa criticità ulteriore. Però, diciamo, la catena è composta, quindi lato regione, di quelli che sono chi ha in mano la parte del MyPortal, cioè in mano dal punto di vista della gestione, configurazione e quant'altro, la parte magari di configurazione di quello che è l'API manager, il VAM di regione, e la parte dei sistemi sui quali questi insistono perché ci sia il giro completo. Cioè ci sia il giro completo significa che ad esempio un allegato che costituisce l'istanza che deve essere protocollato vada effettivamente all'interno di quello che è il protocollo informatico dell'ente, CADA, e ci sia la restituzione del protocollo all'utente, al cittadino nella propria area MyPA, e l'utente comunale abbia la propria
istanza sia all'interno del protocollo informatico e quindi attribuita all'ufficio attraverso il workflow documentale dell'ente, che è quello che l'operatore comunale va a vedere tutti i giorni nei piccoli comuni, e poi che sia presente anche in quella che è la My Intranet della Regione del Veneto, quindi la parte di back office della Regione del Veneto, del MyPortal di Regione del Veneto per gli operatori comunali. Ora, come fare? Ci siamo chiesti, noi abbiamo, come provincia di Padova, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi del progetto che sta chiudendo qua, questa incontrazione si chiude il 30 di giugno. Quindi abbiamo raggiunto abbondantemente gli obiettivi del progetto, ma lo sforzo profuso, la complessità di questo sistema verrà mantenuto nel tempo, cioè nel senso, siamo soddisfatti? Cioè il cittadino e il lato comune, l'intero sistema si reggerà? Come fare per riuscire a migliorare questa cosa? Ecco, io qualche suggerimento vorrei darlo, proprio memoria di questa esperienza. Va benissimo l'area comune, va benissimo quest'area comune, l'idea di Regione del Veneto di avere un luogo di atterraggio dal punto di vista dei servizi ai cittadini, dove li trovano i servizi di quello che è, diciamo, gli enti locali del Veneto all'interno di un'area comune. Va benissimo anche la parte, diciamo, di risposta ai cittadini in un'area comune, cioè dove si trovano tutte le proprie pratiche. Va benissimo questa cosa, è una cosa ottima. Ma il punto vero è che Regione del Veneto perché questa cosa si realizzi, non può poi demandare al singolo comune e alla singola realtà comunale il fatto che diciamo che ingaggi lui il fornitore lato comune, perché ingaggi il fornitore del comune perché realizzi questa integrazione. Il problema è a monte, e a monte è la Regione del Veneto che, secondo me, attraverso quelli che sono magari la formula di appalti innovativi o quello che è la formula di partenariato pubblico-privato che ci sono all'interno di quello che è il nuovo codice degli appalti, ingaggi questi fornitori, perché effettivamente lo sviluppo diciamo di questi connettori sia in capo a Regione, si deve accorciare quella che è la catena di fornitura, cioè la supply chain, diciamo, l'aggregato che in qualche modo e riuscire in qualche modo a comandare in maniera più diretta quelli che sono i fornitori lato comune e i fornitori lato regione. Perché? Perché i problemi stanno nel mezzo, stanno proprio nel verifica, test, collaudo di quella che è una configurazione che riguarda più soggetti. Allora, come fare questa cosa? Ripeto, far sì, mettere attorno al tavolo i fornitori, lato dei back office dei comuni, e effettivamente presentare loro quello che è l'interfaccia di Regione Veneto, ad esempio della MyPA, MyArea, quello che adesso abbiamo sentito, e presentargliela attraverso quelli che sono i tecnici che sanno gestirla questa MyArea e MyPA, sia in ambienti di test che in ambienti di produzione. Avere degli ambienti di test, come diceva Stefano De Colle prima, che siano effettivamente funzionanti, con anche la parte di interfaccia con il MyID e quant'altro, e questo ambiente, diciamo, di test, ingaggiare dall'altra parte attraverso appalti innovativi, dicevo, di innovazione, quelli che sono i fornitori dei back office dei comuni, in modo che il comune partecipi sì alla spesa, ci parteciperà nel momento in cui questi fornitori configureranno quello che è la parte di software del connettore, di interazione, di interoperabilità sul comune, ma a monte il collaudo di questa funzionalità, il fatto che funzioni, il fatto che ci sia la possibilità di verificare poi attraverso quello che è un controllo della catena, il fatto che ci siano malfunzionamenti dove stanno le criticità, deve essere in capo comunque a Regione del Veneto. Non può essere demandata a quelli che sono comuni medio-piccoli del territorio che
per il 60% sono sotto i 5.000 abitanti e non hanno nessun tecnico interno che può in qualche modo interagire con quello che è una software house per capire dove sta il problema nel momento in cui l'istanza presentata da un cittadino non atterra correttamente sul proprio gestionale interno. Non ha nessuna capacità per fare questo. Bisogna che qualcun altro lo faccia al posto suo. Qualcuno che abbia le redini di questa, diciamo, catena di fornitura, catena e le redini non possono che stare in mano a un soggetto che ha capacità tecniche e competenze e che può, come si può dire, intervenire tenendo in mano le redini di entrambi gli interlocutori, almeno di minimo i fornitori lato regione, i tecnici che effettivamente poi prendono in mano e verificano le problematiche lato regione e i tecnici lato gestionale del comune. Solo in questo modo si avrà un sistema stabile. Questo, ripeto, non può che essere fatto da un ente che ha delle capacità tecniche, diciamo, o di una certa dimensione. Questo è, noi come provincia ci siamo spesi tanto in questo con i tecnici interni e in parallelo abbiamo fatto anche altre cose, come accennava prima la consigliera Monica Cesaro. Nell'arco di questi tempo abbiamo anche migrato in cloud 1200 casali di posta elettronica di tutti i comuni che ci hanno seguito, su 40 domini. Quindi abbiamo ancora delle capacità tecniche e su questo ci spendiamo, però è impossibile riuscire a controllare da parte nostra, anche attraverso le capacità tecniche che abbiamo, sia i fornitori dei comuni che i fornitori di regione per mettere insieme un sistema che regga nel tempo e che sia soddisfacente per il cittadino e per l'operatore del comune. Perché non controlliamo nessuno dei due sistemi e non abbiamo la possibilità, se non attraverso dei fondi specifici, come abbiamo avuto adesso, di realizzare questa cosa, diciamo. Però il manutenerla e il gestirla è di una complessità che è, diciamo, superiore a quelle che sono le nostre capacità. Questa è la nostra esperienza. Quindi bisogna cercare di ridurre questa, come si può dire, questa catena di fornitura. Questo è quanto è l'esperienza che abbiamo avuto e che vi assicuro che ci abbiamo messo, diciamo, tutto l'impegno e le capacità che avevamo a disposizione. Va bene, grazie a tutti. Grazie Luca. Intanto salutiamo la consigliera ai sistemi informativi che ci deve lasciare perché ha degli impegni istituzionali e nel frattempo facciamo intervenire Laura Aglio del Dipartimento. Volevo rassicurare Luca che Regione del Veneto continuamente fa tesoro delle esperienze, anche quelle che alla fine si risolvono positivamente ma che hanno grosse difficoltà proprio per continuare a migliorare l'organizzazione, anche i rapporti con il territorio. Stiamo già individuando dei progetti a livello organizzativo a livello regionale proprio per supportare il territorio in tutte queste dinamiche. Adesso diamo la parola al Dipartimento che ci darà invece una visione di quello che è lo stato di attuazione degli avvisi PNRR per l'intera provincia di Padova. Parlano prima tutti, però chi interviene per primo? Allora passo la parola a Laura Aglio e poi vi passate la parola a ognuno. Prego Laura. Microfono. Buongiorno a tutti, grazie Nicola. Allora con me, così intanto li presento, ci sono i colleghi account manager Diego Gardini e Luigi D'Ambrosio con cui seguiamo il territorio di Padova e è collegato invece Roberto Mozzillo che è Technical Implementation Manager per praticamente la maggior parte dei comuni del territorio padovano.
L'obiettivo di oggi è darvi alcuni aggiornamenti. Allora, intanto se riesco ad andare avanti, perché già questo è già il primo. Vabbè, qui ok, dovrebbe funzionare. Allora, qui vabbè, Marco aveva fatto il saluto prima, riportiamo solo alcuni numeri che riguardano il territorio padovano. Penso si veda in modo abbastanza evidente, forse per chi a casa si vede ancora meglio, il fatto che comunque la provincia di Padova ha partecipato attivamente alle misure e quindi anche la media di candidature è più elevata rispetto anche alla media regionale e quindi a quella del territorio del nord-est, di cui facciamo parte come team di account e technical implementation manager. Questo ovviamente è un dato importante, perché vuol dire che comunque i comuni oggi stanno lavorando nella fase di contrattualizzazione e di attuazione delle misure, coinvolti fondamentalmente nella maggior parte delle azioni che sono state presentate. Noi vogliamo ricordare solo alcuni aspetti, almeno da parte mia, la parte legata principalmente alla contrattualizzazione delle misure. Non so se si vede bene la slide, no, perché ovviamente la barra la taglia, ma grazie mille. Quindi, allora, dal punto di vista degli affidamenti è possibile per una pubblica amministrazione avvalersi di un soggetto in house, oltre che dei fornitori, come poi vedremo. Ovviamente nel caso di fornitori in house è sufficiente inserire il contratto con quest'ultimo all'interno della piattaforma PA Digitale 2026. Lo ricordiamo perché ancora qualcuno ce lo chiede, Regis nel caso di PA Digitale 2026 si autocompila ogni volta che l'ente, il comune, inserisce ovviamente la documentazione relativa alle misure a cui ha partecipato e quindi è automaticamente compilato. Per quanto riguarda appunto l'affidamento ai fornitori esterni, come più volte insomma diciamo anche agli enti, è importante inserire dei termini e contratti che contengano il CUP, il CIG Simog e la lista dei servizi che vengono richiesti all'interno delle singole candidature, quindi riprendere fondamentalmente quello che ho chiesto nella domanda e riportarlo anche all'interno degli atti. Questo è fondamentale. Qualora non l'abbiate fatto, ricordiamo sempre che vi è la possibilità di predisporre l'addendum contrattuale. Nella slide successiva riportiamo anche i contenuti minimi dell'addendum contrattuale, ma ricordiamo che questo addendum potrebbe essere richiesto per chi eventualmente non l'avesse caricato la lista dei servizi all'interno degli atti che aveva già predisposto nella fase successiva di asseverazione, eventualmente unità di missione che si occupa dell'asseverazione amministrativa può chiedervi della documentazione integrativa, quindi dopo il cosiddetto step 5, quindi dopo lo step in cui andate a chiedere la chiusura della misura. Quindi ecco, ricordiamoci che l'addendum contrattuale deve contenere delle informazioni minime che trovate in questa FAQ, quindi poi vi condivideremo comunque i materiali, ma è contenuta nella sezione supporto del sito PA Digitale 2026 e ovviamente è importante che si cerchi di evitare l'addendum contrattuale invece predisponendo già da subito ovviamente della documentazione coerente con quanto si è chiesto nelle domande. Altre domande che ci vengono spesso poste sono relative ai cronoprogrammi. Se il vostro cronoprogramma di contrattualizzazione dovesse essere scaduto e vi fosse la necessità ad oggi di caricare documentazione integrativa, ricordiamo che è disponibile più o meno da un mese e mezzo un'ulteriore sezione in piattaforma che si chiama ulteriori documenti allegati, dove potete inserire la documentazione aggiuntiva che serve appunto ad avvalorare quanto avete richiesto nella domanda. Ricordiamo anche che i servizi che vengono attivati attraverso le misure devono essere mantenuti attivi per almeno 5 anni.
Questo significa che è in capo all'ente, in capo al comune, ovviamente l'obbligo del mantenimento per i 5 anni, non è in capo al fornitore. Molti ci chiedono, ma devo metterlo nel contratto l'obbligo per il fornitore? Non è un obbligo in capo al fornitore, è ovviamente un obbligo in capo all'ente, perché se nei 5 anni doveste cambiare fornitori in una logica migliorativa del servizio che avete attivato, è importante mantenere tutta la documentazione che dimostra che avete cambiato magari fornitore o che avete agito in una logica migliorativa, ma ovviamente l'obbligo del servizio di essere attivo è in capo all'ente. Ricordiamo anche che in caso appunto di controlli, ovviamente i 5 anni decorrono dal 31 dicembre, dall'anno in cui viene effettuata l'erogazione delle risorse da parte del Dipartimento. Facciamo una piccola specifica, quindi passo la parola invece al collega Diego Gardini per quanto riguarda le singole misure, quindi gli aggiornamenti anche rispetto al tema del System Integrator, visto che oggi insomma siamo comunque parte di un evento organizzato da Regione e dalle soluzioni quindi regionali a cui gli enti possono affidarsi per integrare le misure. Sì, buongiorno a tutti. Una cosa oltre all'addendum contrattuale, ultimamente si sta pensando anche di inserire eventuali integrazioni nella regolare esecuzione da parte del RUP. Quindi una volta che si è arrivati a asseverazione tecnica positiva, c'è la possibilità di creare la regolare esecuzione e quindi eventualmente altre integrazioni si possono fare. Perché lo dico? Perché ad esempio su CE, e quindi la carta d'identità elettronica, con il fatto che è stata integrata dalla regione e in cui sia stato fatto un corso, bisogna comunque avere un'esposizione del punto di accesso e comunque il consiglio nostro è quello di contattate noi account manager in modo tale che troviamo una soluzione e decidiamo dove andare a inserire questa documentazione, se avete già contrattualizzato se ha senso fare una determina di ricognizione oppure se aspettare in fase di asseverazione e inserire dei documenti aggiuntivi quando vengono chiesti. Quindi la cosa migliore in assoluto è quella che chiedete a noi, che siamo a disposizione vostra e poi vediamo. Mentre sulla parte, quindi per la carta d'identità elettronica assolutamente va bene quello che è stato fatto da Regione, va bene il corso per OpenID Connect. Sarebbe bello poter fare, se qualche comune vuole andare tramite un fornitore, avere un contratto di OpenID Connect con il fornitore, però sono tutte decisioni che dovrà prendere il comune stesso. Per la parte di Pago PA invece avete dei servizi dovuti quasi tutti li avete con MyPay. Cosa succede? Che in questa non finisce solo l'aver creato e aver pagato anche un centesimo solo per far vedere che funziona il servizio, ma ci vuole anche una riconciliazione. Quindi bisogna stare attenti che tutti i servizi attivati tramite PagoPA devono avere anche una parte di riconciliazione sui sistemi del comune. Che cosa può essere fatta internamente può essere stata fatta dal fornitore. Anche nelle slide presentate prima si parlava esplicitamente appunto che quello che fa Regione non è tutto, si ferma fino a un certo punto e poi bisogna continuare appunto con l'integrazione sui sistemi, i back office dei comunali. Non so se c'era... A questo punto passiamo forse l'ultima cosa che possiamo dire è, ricordiamo sempre ovviamente il fatto che l'adempimento alle misure PNRR in realtà è un adempimento delle norme del codice amministrazione digitale, quindi ovviamente tutto quello che state facendo per adempiere al PNRR non è esclusivo, non completa il vostro processo di transizione digitale dell'ente, che invece appunto è guidato dal CAD e ovviamente in qualsiasi momento un controllo da parte dell'Agenzia dell'Italia Digitale, se dovesse riscontrare delle difformità rispetto alle norme, può ad oggi, dopo le modifiche del decreto semplificazioni dello scorso anno, anche sanzionare gli enti tra i 10.000 e i 100.000 euro, a seconda ovviamente della mancata ottemperanza al CAD.
Lasciamo la parola a Roberto Mozzillo che invece, tolgo io la condivisione, penso, vi presenta la parte di attuazione, quindi la parte relativa alle misure, quindi all'asseverazione, quindi i punti di attenzione che è necessario avere per questa fase che più si sta avvicinando su tutte le misure di completamento dei progetti. Eccomi, sì, buongiorno a tutti. E adesso condivido, vediamo. Ok, mi sembra di vedere che funziona. Sì. Benissimo. Ok, perfetto. Di nuovo buongiorno, io sono Roberto Mozzillo, sono, come mi ha detto già la collega Laura, Technical Implementation Manager, che segue in particolare i comuni della provincia di Padova, e adesso vi parlerò un pochino di appunto le fasi di attuazione delle varie misure da un punto di vista più tecnico. Finora, diciamo, noi del team territoriale vi abbiamo seguito e supportato nella fase precedente, che era quella della candidatura, quindi abbiamo cercato di supportarvi al massimo per farvi compilare correttamente le richieste di finanziamento e quindi portarvi appunto in questa seconda fase. Adesso siamo assolutamente focalizzati nel darvi supporto su questi step, e quindi vi invito sempre, per qualsiasi di questi passaggi, in caso di dubbio o di necessità, di fare riferimento ai miei colleghi account manager e anche a me, ovviamente. La parte di contrattualizzazione assolutamente fondamentale, per chi non avesse ancora affidato, consiglio sempre di riflettere bene prima di fare l'affidamento, perché ovviamente ogni misura ha dei suoi aspetti specifici su cui è importante ragionare prima di dare l'affidamento, in modo da essere sicuri che il soggetto attuatore sia effettivamente in grado di portare a termine la realizzazione correttamente. Sulla parte di completamento di attività, sicuramente nel momento in cui diciamo, il fornitore ha terminato tutte le attività relative alla realizzazione dei servizi oggetto di una certa misura, è importante, ecco, in questa fase delle due stressare i fornitori in modo che vi concludano le attività prima possibile, soprattutto per le misure un po' più complesse, che sono sicuramente la 1.2 e la 1.4.1. Noi consigliamo di arrivare almeno un paio di mesi prima della scadenza del cronoprogramma al completamento delle attività. Quindi i fornitori vi devono mettere in condizione di poter dichiarare il completamento, in modo che poi l'attività degli asseveratori non vi portino ad arrivare troppo in prossimità della scadenza del cronoprogramma. E una volta dichiarato il completamento, altro consiglio è quello comunque di rimanere sempre aggiornati sulla piattaforma, verificare periodicamente, perché ovviamente tutte le notifiche, gli asseveratori, tutte le informazioni aggiuntive di cui hanno bisogno attivano delle notifiche in piattaforma, e quindi è importante avere l'occhio vigile in modo da poter reagire in tempi rapidi. Quindi la parte di asseverazione, diciamo, l'asseverazione, ci sono due step di asseverazione: quella tecnica, che viene eseguita proprio dai team territoriali, in particolare dai Technical Implementation Manager, ma anche dagli Account Manager in alcuni casi, e successivamente poi avverrà invece l'asseverazione amministrativa da parte dell'unità di missione, che è l'ente centrale del Dipartimento, che fa tutte le verifiche amministrative. Una volta che l'asseveratore tecnico dà esito positivo all'asseverazione, vi arriverà all'ente la notifica per procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento, perché appunto ci sarà il passaggio allo step 5 del processo.
In questo caso per la richiesta di erogazione nella slide c'è anche il link alle linee guida aggiornate che sono state emesse a giugno 2023. In pratica in piattaforma una sezione nella quale vi verranno chieste la fornitura di informazioni riguardo ai dati contabili e alla documentazione. Una volta compilati questi dati, la piattaforma permetterà di scaricare una domanda precompilata che andrà firmata digitalmente in formato CADES, quindi P7M, e ricaricata su PIA digitale, e insieme alla domanda andrà anche compilato e caricato il certificato di regolare esecuzione del RUP, sempre firmato digitalmente, dove so che c'è anche un modello concordato insieme ad ANCI che può essere preso di riferimento. Per quanto riguarda la fase di asseverazione, allora nel momento in cui l'ente dichiara completata l'attività, il cronoprogramma si ferma, si stoppa per il periodo in cui appunto avviene la fase di asseverazione tecnica. In questa fase, come vi dicevo, l'importante è proprio verificare le richieste degli asseveratori, in quanto gli asseveratori potrebbero decidere, in caso di mancanza di informazioni importanti, di mettere in esito parziale l'asseverazione. Questo di fatto riporta lo stato del completamento dell'attività, o meglio, riapre l'attività e quindi riprende il conteggio del cronoprogramma. Quindi nel momento in cui, dal momento in cui vi arriva la notifica che è stato dato un esito parziale, è importante che in quel caso appunto si reagisca alle richieste di documentazione o di informazioni dell'asseveratore in tempi abbastanza rapidi, in modo che una volta fornita la documentazione dovrete dichiarare di nuovo completata l'attività e a quel punto si ristopperà il cronoprogramma e l'asseveratore potrà procedere con tutte le altre attività del caso. Mi soffermo a questo punto un po' sulla asseverazione della misura 1.2, visto che quelle sono sicuramente appunto le asseverazioni un po' più complesse, più delicate. Allora, l'asseveratore nel momento in cui inizia l'asseverazione, come prima cosa controlla la documentazione inserita, diciamo, non entra nel merito ovviamente della correttezza della documentazione a livello amministrativo, perché quello sarà poi una verifica approfondita che farà l'unità di missione, però sicuramente si va a controllare innanzitutto la correttezza delle date, soprattutto per i servizi che sono stati dichiarati già avviati dopo il 1° febbraio 2020, sicuramente una prima verifica si farà che effettivamente esista per quello specifico servizio un contratto o un affidamento, o l'affidamento stesso, che sia dove effettivamente compaia la data che sia appunto posteriore al 1° febbraio 2020. Ci possono essere casi in cui, per esempio, sono stati caricati dei rinnovi di contratti già esistenti. Quelli ovviamente non sono corretti. Poi, e quindi l'altra cosa che l'asseveratore verifica nella documentazione presentata è che ci sia l'elenco esaustivo dei servizi oggetto dell'affidamento al fornitore. Quindi per chi non l'avesse fatto, diciamo, per chi deve fare ancora affidamento, si consiglia di inserirlo, di esplicitarlo correttamente nell'elenco dei servizi, e chi invece avesse già contrattualizzato e non avesse una documentazione questo elenco, preparare eventualmente già un addendum, perché vi verrà sicuramente richiesto. Un'altra cosa che verifica l'asseveratore è che ci sia effettivamente stata tutta la migrazione dei dati, perché il processo di migrazione al cloud è una full migration e quindi prevede anche la migrazione dei dati storici, quindi in fase di asseverazione sarà un'altra cosa che verrà verificata. Questo
tendenzialmente lo si fa durante la video call. Quindi verificati prima questi dati contrattuali, l'altra cosa che vi verrà chiesta sarà la compilazione del form di conformità della migrazione, che è un modello che vi verrà caricato dall'asseveratore, che voi dovrete compilare, eventualmente con l'aiuto del soggetto attuatore, perché ci sono magari delle informazioni un po' più tecniche. Sicuramente vi viene chiesta l'inserimento del riferimento alle schede ACN riferite alle soluzioni che sono state attivate, che è un'altra cosa che deve essere verificata puntualmente dall'asseveratore. E dopodiché, una volta raccolte tutte le informazioni, una volta ricevuto il form di conformità sempre firmato digitalmente, ricordatevi sempre di caricare tutti i documenti aggiuntivi, addendum e form, quant'altro, tutti firmati digitalmente, vi verrà proposto un calendario di possibili date per effettuare una video call. La video call sarà effettuata chiedendovi di condividere lo schermo di un vostro computer e dove dovrete mostrare il funzionamento di tutti i servizi che avete candidato per la misura. Per ogni servizio verrà effettuata una registrazione di quello, insomma, delle attività che farete sullo schermo, che servono appunto per verificare che il servizio sia effettivamente attivo, in produzione, e che appunto voi siate in grado di poter fare tutte le attività che prevede quello specifico servizio, in particolare che ci siano appunto anche i dati storici, i famosi dati storici. Diciamo che una volta terminata anche la registrazione di queste video call, tutto il materiale sarà raccolto. Se tutto risulta positivo, a quel punto l'asseveratore darà esito positivo e vi arriverà la notifica per poter passare allo step successivo. Vado anche oltre. Allora, anche diciamo appunto l'avviso 141 è appunto un avviso importante, delicato, dove anche in questo caso il completamento è meglio averlo con un notevole anticipo rispetto al cronoprogramma. Per quanto riguarda la parte del cittadino informato, è fondamentale che il fornitore, il soggetto realizzatore, vi garantisca appunto di aver sviluppato il progetto secondo le linee guida, cosa che vi può dimostrare utilizzando l'app di valutazione che è realizzata dagli sviluppatori di Designers Italia e che è disponibile in download dal link che c'è anche indicato qui nella slide. E direi che sicuramente sottolineo l'importanza, riprendo l'importanza del concetto dell'area personale che ha illustrato bene Stefano Del Colle. L'area personale effettivamente è un aspetto importante dei progetti 141, perché appunto nell'ottica dell'interoperabilità è appunto quello spazio che in qualche modo deve garantire il principio del once only, no? dove appunto per usufruire dei servizi del sito per quanto riguarda la parte del cittadino attivo, il cittadino non deve essere obbligato ogni volta a reinserire delle informazioni che ha già inserito magari al primo accesso, al primo utilizzo appunto di uno dei servizi. Quindi è importante che oggetti, soprattutto quando ci può essere il caso appunto o quasi sicuramente ci può essere il caso di più fornitori, dove come minimo, diciamo, al di là di chi sviluppa, diciamo, dell'attuatore principale della misura 141 per quanto riguarda sia il cittadino informato che il cittadino attivo, c'è comunque sempre la parte di integrazione con l'ambiente gestionale, quindi con i sistemi gestionali del comune, e quindi c'è comunque la necessità di coinvolgere come minimo il fornitore del gestionale per far sì che le pratiche avviate nello sportello del cittadino siano poi collegate appunto ai gestionali tipo il protocollo piuttosto che. Quindi
fondamentale valutare questo tipo di interazione tra i fornitori e quindi per chi non avesse ancora contrattualizzato eventualmente valutare appunto se fare appunto più di un affidamento, no? Per cui sia la parte di realizzazione della misura che la parte di integrazione dei servizi di sportello con il gestionale. Scusate un attimo che sposto la barra che mi sta. Eccolo qua. Ok, per la parte 143, adesso anche lì il Stefano De Colle ha già dato molte informazioni. Chiaramente l'importanza è che chiaramente i servizi che sono stati richiesti, l'ente effettivamente ne abbia la titolarità, quindi a prescindere dal fatto che l'incasso sia eventualmente fatto da terzi, la titolarità del credito deve essere di quello specifico servizio, deve essere dell'ente, e chiaramente il servizio lo si ritiene attivato correttamente nel momento in cui è stata fatta almeno una transazione positiva, quindi anche solo, scusate ma non mi va avanti lo schermo, ok? Importante per questa misura, ecco, per gli enti che non avessero ancora aderito, abbiano dovuto rinunciare per qualsiasi motivo, c'è una nuova scadenza, un nuovo avviso che scade il 4 settembre, quindi c'è tutto il tempo per poter valutare tutte le eventuali tassonomie ancora candidabili. Da questo punto di vista, ovviamente i miei colleghi account manager ed io siamo a vostra disposizione per aiutarvi con un'eventuale presentazione di questa candidatura. Sottolineo che in questo, come comunque valido anche per tutte le altre misure, è chiaro che i servizi che vengono attivati e che sono finanziati chiaramente possono essere oggetto di verifiche successive e quindi che questi servizi siano effettivamente utilizzati nel tempo. Quindi ci sono gli articoli 11, 12 e 15 che riguardano tutti gli obblighi a cui gli enti devono ovviamente sottostare. Come diceva anche qui, non mi voglio ripetere, il mio collega Diego, per quanto riguarda le tassonomie attivate con MyPay, ovviamente la parte comunque di system integration per poter fare la riconciliazione con i sistemi contabili gestionali del comune devono essere comunque affidati, quindi o realizzati in economia o affidati a un fornitore, quindi in ogni caso diciamo va fatto questo tipo di affidamento. Su Appio confermo che c'è stato appunto che il Dipartimento, proprio per tutte le problematiche legate, anche queste che sono state già anticipate, quindi il fatto che siano uscite le indicazioni di pago PA con il manuale, con quindi dei chiarimenti, per cui moltissime candidature già presentate non supererebbero le verifiche del sistema nel momento in cui si volessero andare ad attivare. È stata fatta comunque è stato quindi dato un periodo di proroga per poter, diciamo, rivedere le cose. E qui il consiglio è aspettare, prorogare, comunque approfittare della proroga, perché sicuramente ci saranno delle novità in merito che arriveranno da PagoPA, che verranno ovviamente prontamente condivise da noi del Dipartimento. Per quanto riguarda la piattaforma notifiche digitali, la PND, anche qui è stato emanato proprio ieri, anche in questo caso legato comunque alla complessità di attivare questi processi sulla piattaforma. Anche la stessa disponibilità della piattaforma non è ancora al 100%, quindi il Dipartimento ha ritenuto opportuno prorogare, quindi il cronoprogramma per la contrattualizzazione è stato esteso di 3 mesi, il cronoprogramma di completamento delle attività è stato esteso di 2 mesi. Ovviamente, come sapete tutti, la misura 145 prevede obbligatoriamente
l'attivazione delle notifiche di violazione del codice della strada. Qui si riprende il tema della titolarità. Ovviamente in molti casi ci sono degli enti che non hanno potuto presentare la domanda perché avevano delegato la gestione di queste notifiche a un comune capofila piuttosto che, e quindi questo. Però io sottolineo il fatto che comunque la piattaforma notifiche digitali dovrà servire e sarà utile, diciamo, che venga utilizzata anche da chi non eventualmente ha potuto usufruire dei finanziamenti, per tutte quelle altre notifiche che attualmente vengono gestite in maniera diversa, perché, diciamo, la piattaforma ovviamente permette un grado di automazione, di gestione che sicuramente facilita moltissimo tutta la parte di gestione, perché ovviamente si occupa in particolare e vi garantisce il fatto che le notifiche arrivino al destinatario nei tempi più rapidi possibili. È fondamentale che verifichiate con il soggetto attuatore che vi garantisca l'attualizzazione degli importi che devono essere versati ovviamente dal destinatario della notifica. Quindi questo è una cosa che ci tengo a sottolineare. Anche sulla misura 1.1, diciamo che è una misura fondamentale per quanto riguarda l'interoperabilità tra tutti gli enti. È, secondo noi, insomma, una delle misure più abilitanti di qualunque altra, diciamo, alla digitalizzazione. Ci teniamo molto a far sì che questa misura possa essere sfruttata positivamente da tutti gli enti. Il Consiglio è sicuramente ancora prendere tempo, quindi non abbiate fretta di contrattualizzare, piuttosto per qualsiasi dubbio siamo assolutamente a disposizione. Ci stanno, diciamo che stiamo vedendo sicuramente un buon movimento da parte di tutti sulle eventuali proposte di possibili realizzazioni di API. Abbiamo fatto dei webinar dove abbiamo comunque parlato dei casi d'uso che sono stati illustrati, ne faremo ancora, possiamo organizzare anche appunto degli incontri specifici. Sottolineiamo l'importanza di lavorare a livello di coordinamento, ecco, quindi sicuramente non ha tanto senso che il singolo comune ragioni solo con se stesso, perché comunque diciamo il concetto è quello di realizzare delle API per diventare erogatore di informazioni, quindi bisogna porsi innanzitutto il problema o il pensiero di ragionare su quale sia la potenziale platea di fruitori a cui si possono mettere a disposizione i propri dati e a quel punto capire effettivamente se una certa soluzione può essere poi dopo effettivamente replicata in tutti i comuni tutti gli enti con i quali si collabora quotidianamente, in modo tale appunto da far partire dei progetti che abbiano una valenza soprattutto molto importante a livello di estensione territoriale. Qua sicuramente Regione farà la sua parte e quindi delle due piuttosto appunto chiedete delle proroghe e comunque sentiamoci per valutare qualsiasi proposta. Detto questo, vabbè, adesso sì, qui c'era anche a parte di Open Data, sì, diciamo, piattaforma digitale nazionale dati verrà messa nelle condizioni, permetterà anche la pubblicazione di Open Data, in questo momento non ancora, perché in questo momento la piattaforma è prevista solo per erogare informazioni in base a delle autorizzazioni che vengono date per ogni transazione. Però nel futuro verrà messa a disposizione anche
per pubblicare degli open data. Un ultimissimo passaggio appunto sulla parte di richiesta di finanziamento, quando diciamo si arriverà ad asseverazione positiva. Come vi dicevo, questa è un po' la parte di compilazione della richiesta di finanziamento che vi permetterà di scaricare appunto il documento poi da firmare. Per quanto riguarda la misura 1.2 e solo e soltanto per la misura 1.2, in fase di questa richiesta dovete verificare di aver inserito o comunque inserire i dati per quanto riguarda il DNSH, il Do Not Significant Harm. C'è da compilare in particolare la scheda 6 che riguarda i servizi informatici di hosting e cloud, non per esempio la scheda 3 che riguarda l'acquisto di hardware. Su questo eventualmente verificate l'allegato 4 e comunque sentite anche il fornitore che vi fornisce il servizio, mentre invece ecco, per tutte le altre misure non è richiesto, quindi noi abbiamo visto in alcuni casi, anche in altre misure, che qualche ente ha caricato la certificazione di NSH del fornitore, non è necessario. Mentre invece è necessaria comunque per qualsiasi progetto 1-2 che sia realizzato internamente, in quanto comunque il CSP a cui si chiedono i servizi di hosting deve rispettare il DNSH, a maggior ragione se il soggetto realizzatore è il fornitore appunto del servizio stesso, oppure si appoggia a sua volta su un CSP. Questo è l'esempio del certificato di regolare esecuzione, il format che è stato elaborato in collaborazione con ANCI. Comunque, quando arriverete in quella fase lì, appunto, potete contattare o noi o l'ANCI stesso. E ribadisco, vabbè, poi il concetto dei controlli, quindi a parte le asseverazioni, le fasi di asseverazione per arrivare alla regolazione di finanziamento, c'è sempre il Dipartimento si riserva sempre di fare delle verifiche a campione successive proprio per verificare che diciamo, vengano rispettati tutti gli obblighi, il mantenimento dei 5 anni dei servizi acquistati, piuttosto che l'utilizzo effettivo delle tassonomie pago PA nel tempo. Bene. Sì. Roberto, grazie. Scusami se ti interrompo. Sono un po' lungo, scusatemi. Ero arrivato alla fine. Bene, grazie del tuo esaustivo intervento. Io concludo velocemente, visto che siamo andati un po' lunghi rispetto al programma. Io sono Luigi D'Ambrosio, sono uno degli account manager del Dipartimento che gestisce gli enti della provincia, di questa provincia. Vi dico solo questo, gli aspetti sono tanti, possono sembrare anche complessi, però vi ricordo il nostro ruolo. Noi siamo qui per supportarvi, per farvi raggiungere gli obiettivi. Quindi chiamateci, contattateci, prima di sbagliare è meglio se ci sentiamo, siamo qui apposta. E la cosa che ribadisco sempre, gli aspetti sono veramente tanti, cerchiamo in questi incontri, grazie Nicola, grazie a Regione del Veneto, ANCI e alla provincia che ci ospita, di fare dei refresh, però mi rendo conto che poi ogni ente ha la sua casistica, le sue peculiarità. Noi siamo qui apposta, chiamateci, contattate, avete i cellulari di tutti noi, quindi buon lavoro a tutti e grazie dello spazio che anche avete dato. prima di fare un passo, nel senso, se dovete andare in asseverazione, chiamateci prima che facciamo i controlli. Lavoriamo in prevenzione. Dovete attualizzare, non fate il contratto, caricate e poi mi dite abbiamo fatto bene. Sì, in qualche modo si risolve, però sarebbe bello riuscire a far prima le cose che trovarsi poi a trovare delle soluzioni. Bene, grazie a tutti per gli interventi. Diamo un'occhiata alla chat. Stefano, non mi sembra che ci fossero domande, non sono arrivati, sono saluti. Mi scuso per se ho tenuto il tono basso nei precedenti interventi. E invece volevo fare due considerazioni finali, insomma, prima di salutarci. Siamo anche addirittura d'arrivo. La prima è che dobbiamo essere consapevoli che la transizione digitale ormai è un requisito, non possiamo far finta che lo faccia qualcun altro, cioè ognuno ai vari livelli deve prendersi delle responsabilità.
Noi siamo a disposizione, Regione Veneto, ANCI e Dipartimento, organizziamo proprio questi incontri perché siamo a disposizione per darvi il supporto maggiore, ma siete voi che dovete chiederci aiuto. Noi possiamo anche venire a cercarvi, però insomma alla fine la scelta la dovete fare voi. Abbiamo organizzato incontri anche con le aziende che hanno esposto i loro servizi all'interno dei prodotti regionali proprio per favorire anche le contrattualizzazioni e capire quali sono i servizi da erogare. Se ci sono altre aziende faremo degli altri incontri, noi continuiamo a proporre questa iniziativa. Con le altre province ci incontreremo nei prossimi giorni, il 4 a Treviso, il 17, il 19, il 20 e poi il 25 fino a Rovigo con le altre province. Il calendario lo metteremo sulla MyExtranet, ne approfitto per dirvi che è cambiata, l'abbiamo cambiata proprio in questi giorni per cercare di darvi un servizio maggiore di informazione. Il 6 invece, come vi ricordo, c'è un incontro qui sempre a Padova, però presso il comune, dove illustreremo la parte cittadino attivo e la My Area. Il 3 luglio invece lunedì con me ci troveremo per illustrarvi quali sono le modalità di adesione ai prodotti regionali con la nuova piattaforma di MyExtranet, proprio sempre per supportarvi nella adesione dei prodotti regionali per chi volesse continuare ad utilizzarli. E poi le iniziative continuano, riprendo anche il discorso di Laura, cioè che questi adempimenti che ci chiede il PNRR non sono adempimenti a sé stanti, fanno parte di un processo e di un percorso che è illustrato nel piano triennale. Nei prossimi mesi, due mesi, vi manderemo una serie di questionari per capire lo stato di attuazione del piano triennale, le esigenze e i bisogni dei comuni, perché stiamo costruendo come al solito le linee guida al piano triennale regionali, con i quali poi ci troveremo a settembre insieme per definire quali sono gli obiettivi comuni. E mi riallaccio a quanto ha detto Corò, cioè dobbiamo definire delle strategie univoche, diciamo, comuni, condivise, perché da soli non riusciamo a fare tutto. Avere delle linee diciamo precise ci permettono di fare scelte oculate nel lungo periodo e ad adempiere tutte le diciamo i compiti e gli obblighi che ci vengono dati a livello nazionale, ma come dicevo è un po' una cascata, parte dall'Europa nazionale e così via. Ci sono delle strategie nazionali, ci saranno delle strategie regionali e poi ci saranno le strategie comunali. Più queste sono allineate, più ci permettono di raggiungere tutti i nostri obiettivi. Io ringrazio tutti i partecipanti, se c'erano delle domande, vediamo se è arrivato qualcosa. Bisogna dare maggior rilievo agli RTD che sono ancora sconosciuti a molti e che sono quelli che devono portare avanti queste tematiche. Come sapete, Regione del Veneto ha costituito la rete degli RTD, abbiamo anche 7 rappresentanti provinciali con coordinatore regionale che è Nicola Marolla. Naturalmente diciamo, a capo di tutta la rete c'è Idelfo Borgo, direttore della Regione del Veneto. Abbiamo organizzato in collaborazione con la Challenge School anche un corso finanziato INPS, quindi valore PA per gli RTD. Organizzeremo ancora incontri come abbiamo fatto anche negli ultimi mesi, sempre a disposizione degli RTD. Sappiamo anche che però gli RTD di un comune di 1500 abitanti non possono permettersi di avere un RTD con le competenze necessarie, per cui anche a questo riguardo stiamo cercando di trovare dei referenti almeno a livello provinciale per tutti i piccoli comuni, perché possono fare da guida e quindi anche qui definire quali sono le strategie e poi applicarle a livello territoriale. È un percorso continuo, complicato, cerchiamo di migliorarlo continuamente, anche definendo progetti nuovi. Prima Luca ci ha raccontato la complessità di un progetto e da questo punto di vista, voglio dire, sono contento, cioè, che ha anche toccato con mano che la catena di responsabilità è complessa,
e quindi Regione si prende carico di tante cose, ma anche Regione da sola non riesce, c'ha bisogno del territorio. Il territorio deve da un lato chiedere, dire quali sono i suoi bisogni, concordare con Regione gli obiettivi e poi insieme cercare di raggiungere gli obiettivi. Con gli strumenti, come diceva Luca, da semplificare, trovare quali sono a livello nazionale gli strumenti anche di carattere per le gare, appalti, eccetera, che possono semplificarci la vita, ma naturalmente scelte vanno fatte in comune. Io direi che se non ci sono altre domande dai presenti, ringrazio tutti, i più, almeno insomma, tra iscritti in presenza e da remoto, credo che ci fosse un rappresentante per almeno per tutti i comuni della provincia di Padova. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, vi aspetto il 6 sempre in presenza, noi cerchiamo di far venire anche in presenza per illustrarvi qual è la mia area e per le altre province, insomma, continueremo a fare gli incontri come abbiamo programmato. Grazie ancora a tutti e alla prossima. Arrivederci.